Buongiorno a tutte, sono Francesca Larese Filon e sono la presidente dell'Unione Ladina del Cador de Medo. Questa associazione è nata negli anni 70 del Cadore de Medo e la rappresenta i paesi che va da Uronze fino a Sibiana. Del 97-98 lei c'è da Suman e da allora l'associazione sta portando avanti tante iniziative che ha come idea che la de cercare di mantenere e anche di fare in modo che la gente parli di Pipar Ladin Cadorin e scrive di Pipar Ladin Cadorin. Perché il problema che abbiamo noi è che la gente parla ante casa, pai bar, parla ladin, ma in lotta i domi lo sta lasciando, perché la televisione è più forte, perché tante volte si vergogna di parlare ladin e allora la mia idea, il motivo perché Itacou a occuparmi a cercare di dare una mano per mantenere la nostra marelinga e proprio il fatto che con la modernità diciamo, tante tacca parla manco, parla din e dove manco ancora. E avon tacco a lavorare con le scuole perché tutte noi che facciamo parte del direttivo dell'Unione Ladina penso che le scuole siano fondamentali e poi di che abbiamo da parte delle maestre, da parte dei bocce, tanto entusiasmo e tanta voglia di fare, penso a teatro parladin, manifestazioni, cantà parladin e tante altre iniziative che secondo me in questi anni ha permesso di aumentare che si dice la consapevolezza partagliana del valore che questa marelinga. E allora posso dire che le attività dell'Unione le state per la scuola, le state per la dente, quindi cercando di far scrivere e pubblicare materiale per ladin e state per i paesi e per le associazioni che fa teatro per ladin, per esempio, per dare una mano a chi che ha passione. Da spavo curò una serie di progetti che state fatti perché i ladini è finanziati da una legge della regione del Veneto che tutela le minoranze linguistiche e da una legge nazionale, la 482 del 99, che permette di avere finanziamenti su progetti per ladin. Ed è questo sto fatto tanto, penso al che abbiamo fatto sto anno e la realizzazione di questo museo diffuso su le strade dell'Oze, che avevo messo dotta a Beloi e girando per l'Oze si può cercare informazioni su che è la tradizione della volta, il modo di costruire le case, il modo di vivere, il modo di coltivare i campi o il modo di vestirsi. Ma dopo sono fatto tante altre robe come il curon, i giri che viene fatti durante l'estate e per le scuole e per i foreste che viene su alla Roggia dei Mulini, la Ruoia dei Mulinca dell'Oze, il Museo della Lattaria e Troi delle Erbe che curon come Unione Ladina, da zona man a curare come Unione Ladina sempre calose, ad esempio può essere Cialaus là la scuola organizza un gruppo di tosate che canta per ladin e ha fatto tante CD che si può sentire parlare e cantare per ladin.
davanti alla casa Piveccia dell'Ozze, che è casa Zanetti che voi vedete, e l'unica che le è restata dopo l'ultimo incendio dell'Ozze. Penso che dopo di questo tante case sono state fatte non più di legno, ma durando la tecnica del rifabbrico. E subito sotto questa casa avevano deciso di mettere uno di questi pagnei del museo diffuso, proprio per spiegare come che si faceva nota la casa e per mettere che i nomi che si dorea delle parti della casa. Allora uno dei motivi è che il di fai sapere più che altro ai foreste, perché la nostra gente conosce tutti questi nomi, di pensasse che significato, che vuol dire questa zona del paese del Prou e le case di Naotta, che li ha, io credo, veramente una bellezza e un'armonia che somiglia che le case che veniste dopo le avete fatte su tanto impressa, mentre queste di Naotta le veramente belle. Adesso un caso della ruoia dei mulini e che avevano fatto proprio di mettere dei pagnei per spiegare che si veniva fatto a Naotta e sono sora un mulin e inte penso che ancora le macchine era un fauro inte, per cui che si potrà anche mettere a posto. E che è interessante che qua davanti era anche un fol della lana. Calozze era usanza folà la lana per fare la lana cotta e la dente quella che nascesta, quella che adesso ha 80-90 anni, si pensa ancora che si dea in giro con queste giacche di lana verde, la veniva colorita dorando erbe e bruse che veniva mettere stembiando e dopo si faceva queste giacche che duravano un tocco e subito cadò di sotto di questo mulino era due rode che dea e serviva per masenare sorgo, per fare polenta, ma anche per l'orgio che veniva d'oro per mangiare. Cagno che le femmine l'aveva, che si veniva a lavare, si faceva la lessiva e da sposa l'aveva, le femmine si facevano un cufolon e l'aveva risciacqueva il lenzuoso e tutta la roba. Da spo del cagno che l'aveva e i mulin con una roda di legno che avevano rifatto di recente. E questo penso che tutta sta ruoia è stata rifatta grazie ai fondi europei e alla comunità montana Centro Cadore che è riuscita a entrare in progetto Raffaello e che ha permesso di mettere a posto i mulini dell'Ozze a pede di un mulin in Inghilterra, un in Francia per la carta e un in Slovenia. Quindi è stata una bella iniziativa perché il progetto Raffaello ha collegato insieme tutti i mulini questi 4 mulini d'Europa. Credo che l'Ozze l'abbia imposto che viene la dente apposta a vedere e l'ha permesso di recuperare tutta una zona che era stata lasciata a destra, abbandonata e adesso invece la viene dorata e tutta la dente, i foreste, le scuole che viene qua a vedere queste costruzioni e sta ruoia. Si scendono la prossima settimana e continuano a descrivere che abbiamo fatto come Unione Ladina del Cador de Medo. Ve la sarai con una speranza della ruoia dei mulini, adesso il comune a pede del GAL dell'Unione Europea e della Comunità Montana spera di riuscire a fare un progetto per poter masenare da nuovo il sorgo che da noi e verde una parte di questi mulini di Naotta per farli rivivere ancora e potrà essere una bella iniziativa proprio per i foreste ma anche i nostri tosate per dare vita da nuovo a questa ruoia. Grazie a tutte da Francesca Lares e Filon dell'Unione Ladina del Cador de Medo e si sentono la lotta che viene.